Mamma mia, vai giù. Buongiorno, nessuno. Ma cuccavolata così. Oggi vi porto con me nella mia giornata tipo e quindi partiamo subito da una bella sciacquata di faccia. Ah, ma giù, quello tutta scazzina da vecchio. Sì. Acqua calda, tiepida, se no ci scaurama la faccia. E ora si fa subito colazione con una bella crostata. Non è vero, sto scherzando, sto a dieta, quindi ne esageriamo a prima mattina. La colazione è il pasto più importante della giornata per cominciare proprio alla grande. E quindi yogurt Zimil senza lattosio, Uzimi, 50 grammi di pane e burro d'arachidi. Voglio fidatevi che questa è una delle colazioni più buone al mondo. La sto facendo da diversi mesi a questa parte. Va buonissimo. Comunque, percorso di dieta che sta continuando e io vi darò i giusti aggiornamenti non solo su Instagram, quindi voi seguitemi, Superallan 5, ma anche su YouTube. Ci sarà un video apposito. Ma io yogurt senza lattosio, una favola, una fiala. Voi con cosa fate colazione? Scrivetelo qui sotto nei commenti e cercherò di darvi qualche consiglio. Non perché sono nutrizionista o esperto, però facendo questo percorso da 4 mesi ormai ho capito più o meno quello che può far bene, quello che può far male. Con quello yogurt senza lattosio è proprio una salvezza. Alcune volte ci metto all'interno frutta secca, nocciole, arachidi, anacardi, noci, bellissimo. Tipo lo yogurt assume il sapore di quella frutta secca che ci metto dentro. È proprio ruoto, con le nocciole wagyu è il migliore in assoluto. Provatelo e fatemi sapere. Ok, yogurt finito. Piove pure oggi, ma che palla. E che freddo che fa, mamma mia, io. E adesso viene l'altra mia parte preferita, burro d'arachidi sul pane. Maronna mia. Allora, dovete sapere che quando Ale, il nutrizionista, mi ha dato questa dieta, il burro d'arachidi mi fece un po' storcere il naso. Dice, ma mi piace? Mi piacerà? E mi disse il personal trainer, mangialo, ti farò vedere come sarà una ruota continua, perché è come se ti mettessi la Nutella sul pane. Voglio, non è la stessa cosa, però proporzionalmente parlando, ve lo giuro, è una ruota. Guardate qua, spalmate bene e paroppata tutta a borda. Mamma mia, avete mai provato il burro d'arachidi? Buonissimo. Questa è stata la mia prima volta che mangio burro d'arachidi. È veramente buono proprio. Poi il pane la mattina è proprio top. Io poi, essendo intollerante al lattosio, visto che ancora dovevo dire in questo video, col pane vado un amore, una favola proprio. Che poi ti dà quel senso di sazietà già prima mattina. Quindi già parti focus, già parto tangrifato, ma non arrabbiato, carico. Chi di voi mangia invece il pane a prima mattina? Perché sono curioso, di solito uno mangia fette biscottate, toast, pan carré. Mamma mia, voglio pane e burro d'arachidi. È troppo, non lo so, è troppo la fessa. Ma voglio, ma io in tutto questo non vi ho fatto vedere che ore sono. Sono le 8:15. Io però mi sono svegliato alle 7:45 proprio per avere il tempo materiale di sciacquarmi un attimo, fare colazione come avete visto, prepararmi e non preparare solo me, anche perché devo preparare il mio fantastico borsone. Esatto, voglio, perché oggi è rec day. Oggi andremo al campo tutti quanti per registrare non tutta la giornata, una parte, una mattinata, e vi porto con me ovviamente. Vi ho detto che l'acqua è importante, sì, pure che passa sotto i shell, quindi la mattina mettete un po' di sapore mezzo in mano e sciacquatevi i shell, perché sta con me voi che ci fate a shell e cipolla. Manghi cana, fratama, o sorano. Dopodiché stick sotto al braccio e si vola. Ovviamente al campo si va con il kit delle grandi occasioni. Ok, il borsone è pronto. E ora possiamo scendere. Aiù, per ora fortunatamente ha smesso di piovere. Frenuti di piovere. In ogni caso speriamo che non piova nemmeno dopo che siamo sul campo. Ma più che altro perché è proprio scomodo registrare quando piove. A parte che è una rottura di palle, è proprio scomodo registrare. La bagna sana. Ma cioè siamo stati sfortunati sul giorno, perché in tutti questi giorni ultimamente non stava piovendo. Oggi dobbiamo registrare, sì. Vabbè, però alla fine ci può stare. E ovviamente un'altra cosa che odio quando piove è il traffico che si crea. Che normalmente già si crea traffico a quest'ora del mattino, giustamente, perché chi deve andare a scuola, chi deve andare al lavoro. Quando piove ancora di più, perché si va piano, le strade sono bagnate. Mannaggia la miseria. Ma io assurdo, sono il primo ad arrivare. Questa è la serietà di Superallan, ragazzi. Secondo ad arrivare. Non c'è nulla da fare, cioè chi sta più lontano arriva prima e chi sta più vicino al campo di San Germano è sempre in ritardo. Che ne pensi, Dario? Ma perché noi siamo persone serie, siamo precisi e ci teniamo a essere sempre precisi per i nostri impegni lavorativi. Mirato, mi proprio casato, prima di. Buongiorno a chi
Grande, frate, non metto lo specchio. No, si è messo paura Antonio. Ce l'ho visto nello specchio. Fai una domanda, Antonio. Specchio. Specchio dalle mie brame. Chi sarà il più scarso del reame? Diciamo, eccomi. No, in se sa, sono sempre precisi. Alle 9 al campo. Diciamo, sono seri sul luogo del lavoro. Sì. Vedremo poi. Fine mese. Anto? I conti si fanno alla fine, ragazzi. Ah, signori, testiamo un po' l'erbetta di questo campo con il pallone. Vediamo un po'. Faccio paura. Ve lo giuro, su chi volete, che ho tirato senza guardare la porta. Cioè, ve lo giuro. Pure perché non so fare due cose contemporaneamente. Cioè, non sono come le donne che riescono a fare più cose contemporaneamente. Cioè, non sono multitasking. E quindi ho mantenuto il telefono e per vedere i video non ho guardato la porta. E ci ho fatto quello dall'angolino. Cioè, frate, ma comunque voglio, questo è proprio il clima perfetto per registrare. Non vorrei dirlo, infatti mi gratto in questo momento proprio storico del video. Speriamo che mantenga questo tempo e che non venga a piovere, sennò diciamo ci inzupperemo. Perché c'è la wall? Il movimento è più fluido così, vedi? Ah, ecco, esce subito la wall. Però può uscire La palla fuori. fuori gioco. Poi stiamo cominciando a registrare i TikTok. Guardi, vediamo un po' cosa succede. Stanno registrando un trend di TikTok che uno deve dire la squadra e l'altra la nazionalità e poi si calcia. Andrea? Per poi cominciamo dai TikTok, poi magari vediamo dopo se riusciamo a registrare video YouTube, perché stamattina in realtà ci siamo riuniti per registrare solo ed esclusivamente 6 TikTok. Vediamo ora cosa succede, chi la fa vince, questa è decisiva, va giù. Vediamo Enzo cosa fa. Enzo sciale boom boom. Non ci credo, la parata, non ci credo. E il piton. Secondo TikTok, che vi faccio vedere ovviamente in anteprima, un tocco del pallone per terra e il calciatore si deve girare appunto per tirare in porta. Però è difficile, voglio. Cioè pensavo che fosse molto più semplice questa challenge. La sto vedendo ultimamente su TikTok. Effettivamente un solo tocco e tu sei girato di spalle è difficile. Ecco la situazione, tutti quanti dietro la cam e poi c'è Patrizio che sta calciando. Ecco qua con Dario a porta. Un tocco. Allora praticamente fate parte della mia giornata tipo. Cioè pensate che giornata è merda. La mia giornata. In che senso la mia giornata tipo? Ma che può dicere? Le mie 24 ore diciamo solite, più o meno. Diciamo la sua quotidianità. Esatto, il mio day. Perché a te piace rivendere la tua quotidianità. Beh, vicinale e picchialo. Abbiamo appena terminato i TikTok e l'ultimo che stiamo facendo, ossia chi viene colpito dal pallone perde. Io ovviamente sono uscito, me la autobutto in testa. Ciao. Allora, mo serio, un tiro serio. Vai, Secret, dove la tiro? Primo palo, secondo? Primo. E quindi parte Andrea. Fusco! No. Ok, tiro serio. Secret challenge. Primo, secondo palo. Rovesciata. No, primo, secondo palo. Secondo, mo. Facciamo primo, secondo. Non c'è differenza. Dai. Primo, secondo palo. Centrale, destra e sinistra, né cosa. Fra, non mettere queste cose, è indecente. Allora, questa è la tua posizione. La tua posizione tipo. Ma! Anta? Vai, uno serio. Serio? Sì. Vabbè, hai preso il miglior portiere, sì, Per poi! Non ci credo, quello deve lavorare. Vieni qua. Vieni. Sì. Sta fuori lo scialle a Margellino, stava facendo parcheggiatura. Vieni. Sta bene, sta bene. Sto lavorando, ragazzi. Pure un po' più indietro. Ma chi è il tuo adepto? Tal persona è il tuo adepto. Cioè, te lo saresti mai immaginato che dopo quasi 10 anni di YouTube Mi devi riprendere Sassi Olive, tutto a posto. Intanto un mondialito challenge sul canale di Sciale Boom. Maurizio, tocco di mano. Il tiro di Sciale Boom Boom che si dispera. Io intanto ha cominciato a piovere, guarda qua. Mannaggia miseria, sta chiudendo. Non so se si vede. Sì, si vede. Piove. Cioè, lo sapevo che cominciava a piovere e registravamo almeno un video, almeno un contenuto su tutta la pioggia. E infatti come vedete Enzo sta andando a togliere la cam perché guardate qua quando piove, ha dirotto proprio. Che ne pensi? La devi togliere proprio. Sei un bambaniello tu. Sì, chi sei? È un creatore. Cioè, si tressa a figli un coppo campo che se stesso un funnello, ma c'è sta questa. Cioè, pigliasse questa a figli mi rimanesse in tempo. Perché ti piace? Ti è piaciuto? Perché lui è mio figlio. Bello. Mio figlio non costa 2100 euro. Sì. No. A mali estremi rimedi, ragazzi. Questo è per sincronizzare le cam, ragazzi. Vedete? Per sincronizzare le varie cam. Per coprire la cam, ombrello. Anche dall'altra parte, ombrello. Poi mentre loro sono ancora al campo a registrare, io mi faccio un grande spuntino.
Mangio una bella mela. Ma voglio come piove, guardate qua. A dirotto, voglio, assurdo. Loro continuano a registrare. Io continuo a fare il mio spuntino. Mamma mia, sta venendo un giro in terra. Assurdo. Ah, voglio, il mio spuntino non è finito qua, Stanno anche 5 grammi di anacardi. È importante, ragazzi, mangiate 5 volte al giorno. Ma poi vi ripeto, uscirà proprio un contenuto dedicato interamente a questo percorso, palestra e dieta. Quindi iscrivetevi al canale perché non ve ne pentirete. Voglio doccia fatta, ovviamente esce solo. Assurdo. Cioè abbiamo registrato i video, tutto il diluvio universale. Questo è il sole. Bene, un cucciolo di sciale boom selvatico. Ora mangerà il Mac. Incredibile di 23 My Selection li provo. Tutti e tre. Un unico panino. Pausa pranzo con i bro. E Sebastiani. Allora io fino a mo ho fatto la dieta, ho fatto pure lo spuntino, va bene buona. McDonald's, va bene, la mia giornata tipo ci può stare. Allora, chiedo al locale c'è papà Francesco e non ti mentirà. Chiedo al locale c'è papà Francesco. Di tanti anni fa. Andò, che dici? Ma in selection BBQ per poi le bevite con asiago. No, Andrea, vedi qualcosa di più salutare. Ciao ciao. No, mi dico che poi dopo devo mangiare altre, devo fare un altro video. Quindi, per me, 6 nuggets. E ci può stare. Prodotto singolo, salsa barbecue. E via. Facciamo piano pure le alette. No, non le voglio, non le voglio. Sono 3 alette comunque. 3 alette ci può stare. Aggiungi allora 3,40 €. Ma potete vedere un attimo se ci stanno le scritte? Le alette ci sono. Ok, poi panino e menù. No, che filetto fish. Quella di €1, dove sta? Allora togliamo cipolla, perché sennò ci fettucciato e basta. No, e cetriole. Salva, aggiungi all'ordine. 2 naturali. Sì, 2,60 € di meno, che è l'acqua di Lourdes. Diciamo, vedo comunque che già ti appresti. Nella mia giornata tipo paga più scherzo. Ok, scontrino. Ok, tra poco si mangia. Ottimo. Ottimo, Andrea. No, non sono mai venuto al Mac, devo dire la verità. Prima volta. Vai, Mangio per la prima volta il McDonald's. vai, recensiamo un attimo queste McNuggets che non hai mai Allora, il assaggiato. nuggets dovrebbe essere tipo qualcosa di pollo, ma è una cosa assurda, è una novità pazzesca. Con Invece questa salsa come si chiama? barbecue, non lo so. Barbecue. Ma non è italiano questa salsa. Allora, Salsa francese? devo dire la verità, ci verrei più spesso a sta McDonald's. Mo l'hanno aperto come fast food. Vabbè, io invece mangio il panino da 1,30 €. Una volta era di €1, questa è 1,30 €. Sì, mo che fa oggi? Visto che non ci sta niente, diciamo, dentro, Enzo ha ben pensato. No! A mettere le patatine sue. Ecco qua, almeno un po' l'abbiamo condito. Non ho appetito già. Proviamo per la prima volta. Come Andrea non sono mai venuto al McDonald's. Tu che ti stai mangiando? Panino, crispy, patatine. Ma questa è la giornata tipo, pure tua. Cioè tu mangi così normalmente. Tutti i giorni. E dopo hot dog di Patrizio. Questa cosa dovrebbe essere? Un martello. Una forma veramente strana. No, incredibile. Non è così in natura, vero? Come si chiama? Dove stiamo? McDonald's. McDonald's. Però mostra. Non si apre. Non si apre. Ah? È delle Ma sei induce essere il film? Sì, sì. Vabbè, dovevo solo premere il pulsante. Non ci volevo niente alla fine. Io sono le 4:10 e io sto tornando a casa. Qua non è pure il tempo di tornare a casa. E siamo qui davanti al computer con il progetto già aperto. Adesso ci cominciamo a montare questo video. Ci cominciamo ad esportare tutte le clip. Ecco qui, che poi vedrete nel video che state guardando in questo momento. Per portarci avanti col tempo, cioè per anticiparci. Perché non è ancora terminato ovviamente la giornata, sono le 4:25. Ho ancora altre cose da fare. Però nel frattempo ci cominciamo ad anticipare il lavoro e ci cominciamo a montare il video. Signori, e mentre si lavora ovviamente non può mancare il giusto rifornimento senza lattosio. Yogurt greco per il sottoscritto. Eppure questo all'inizio mi faceva abbastanza cagare. Invece con il tempo non è che lo preferisco, però lo mangio. E anche in questo caso fatemi sapere se voi mangiate lo yogurt greco. Magari sei tutto sciolto qua. Che cazzo è? Ma che è passato su yogurt? Scia miseria. Non faccio vedere che mi piace. Vabbè. 16:10 e qui abbiamo fortunatamente messo già sulla timeline e un po' editato tutte le clip che mi sono passato per il momento. Non è finita qui, appunto 16:10 abbiamo un altro impegno durante la nostra giornata tipo. Signori, palestra con il gym bro. Ragazzi, il mio personal, ragazzi, oggi si spinge? Ragazzi, oggi si spinge.
ci vediamo un po', Giovanni, cosa riesce a fare? Riesco a tornarmene a casa? Da niente però. Ragazzi, un po' di riscaldamento. Riscaldamento di campione, ragazzi, così, seguitemi. Questo è il riscaldamento tipo quello dei calciatori. Ragazzi, ovviamente prima di iniziare l'allenamento, a parte un po' di mobilità che già ha fatto Giovanni, bisogna anche riscaldarsi sotto i pesi. Di qui ci riscaldiamo e dopo carichiamo. Ragazzi, abbiamo completato il riscaldamento. Già sto sudato. Già stai sudato, ancora ma cominciato. Vabbè ragazzi, comunque questo è il quarto mese, non è che sto all'inizio, quindi scherzi a parte, adesso facciamo sul serio. Prima serie. Vai, dai. Bravo. Vai, Giovi. Ragazzi, tutto per voi. Quando inguracci, non lo so, non so come sento, mo. Mi sento però chi balboa in questo momento. Sì, sì. Dopo la panca, sotto la panca, la capra canta. Ora c'è la chest press. La chest press. Vai, Giovi, dai. Chiudi, buono. Vai, chiudi. Buono. Chiudi. Buona, vai ancora, vai. Chiudi. Fammi un altro e scendi piano. Piano, 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 piano. Piano, molto piano. Pianissimo. Io come avete visto, io gli esercizi li faccio con gli occhi chiusi. Allora, non lo so se pure voi o qualcuno di voi lo fa, ma è come se mi estraniassi dal mondo intero e quindi riesco meglio a fare l'esercizio. Non lo so, è una mia tecnica, è un mio segreto che però adesso non è più un segreto perché tutto quanto so. Ragazzi, chiudete gli occhi perché qui c'è tanta distrazione, quindi non lo vedete. Ora ci facciamo una super serie di bicipiti e tricipiti e poi roba direttamente in ospedale pure ricovera. Proprio subito, vero? Dopo cardio. Ciao frate. Push down. A questo precipita, vai. Stop. Vai con bicipiti, vai. No. Stop. La canna sotto. Ma io prima di andarcene mezz'ora di ellittica. Per come sono imballato sicuro cado da qua sopra. Ora vedremo la scena. Vai, Giovanni. Chi sei mo che faccio esercizio? Mi sembri una sirenetta. Vai Giovanni, vai, 30 minuti così, vai. Ragazzi, sto facendo questo perché i tappeti sono tutti occupati. 12 seconds later. Allenamento finito, finalmente, mamma mia, ciao ciccio. Seconda doccia di giornata fatta. Seconda doccia, voi dicete cancella mamma. Facciamo abuso. Adesso si va a mangiare 2 hamburger e insalata. Godo. E dopo aver mangiato mi passo le clip di oggi sul computer, me le metto nella timeline e si continua ad editare il video. Quindi come vedete comunque ci sono stati vari step dell'editing, del montaggio del video, pure perché ho dovuto interrompere vista la palestra, che tra l'altro è un'altra parte della giornata che ho dovuto riprendere, quindi per forza dovevo staccare prima. 22:25 e concludiamo la serata con il mio amore. E che fai? Che vuol dire? Nascia miseria, stizzai. Allora, dove andiamo di bello? Al bar con i nostri amici. Signori, questa giornata si conclude con un'uscita al bar, proprio perché non ci hanno fatto mancare poi veramente niente. Oggi... Ma che è sui fiati? Ma che finite? Mi hai fatto ciorreggia? No, guai, la nuota. Ma è di fogna, perciò sarà... Tipo uovo. Mamma mia! Ma non è che c'è qualcosa qua dentro di marcio? Sono mo la siente. Vabbè, mo è salita a galla. Ma ti devo provare le panze, Caro mio, tu sei malattia, non dico bugia, te lo voglio per sempre in la vita mia. Fammi sentire più forte che tua moglie da me. Caro mio. Voglio, finisce qui questa mia giornata tipo, la prima volta che registro un video del genere, una 24 ore che di solito è così, ovviamente non è sempre così, tu dovevi far parte di questa mia giornata tipo perché ovviamente fai parte delle mie giornate. Che fai? Comunque ovviamente non sono tutte quante uguali le giornate, come penso anche voi, cioè tra impegni e altre cose, attività varie che fate, servizi eccetera, si differenziano le une dalle altre.
Sei pure un man tu. Infatti si è fatto pure un certo orario, diciamo pure a qua. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante per voi. Fatemi sapere se vi piacciono video del genere, se ne vorreste altre sul canale o qualsiasi altro tipo di video e io metto un like nei commenti se mi piace. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!